Sono lieto di dare la parola al collega Andrea Caffarelli dell'Università di Udine, Paolo Pecorari, che va a parlare alla ricerca della pace monetaria, un tema che sia forse anche attuale. La ringrazio. Grazie Presidente. Consentitemi di leggere un testo anche per dare voce al pensiero di Paolo Pecorari, che è coautore di questo contributo. Ecco, innanzitutto si consenta una precisazione sul terminus a quo e sul terminus ad quem di questo lavoro, ossia rispettivamente sul 1919 e sul 1920, per rilevare che entrambi gli anni non vanno presi nella loro stretta e vincolante successione cronologica, bensì in senso logico, storico e storiografico, ond'è che, restando aderenti ai testi editi e inediti, si potrebbe osservare che già prima della crisi finanziaria del 1907 alcune delle coeve e più brillanti intelligenze finanziarie europee, da Lexis a Wolff, da Knapp a Luzzati, operando in un sistema multipolare di gold standard classico, radicano i fulcri delle loro posizioni teoriche non solo negli specifici dettati disciplinari, ancorandoli a legami più o meno intrinseci con le politiche interne ed economie internazionali, ma anche nei concetti o principi di credibilità e cooperazione, in merito ai quali Barry Eichengreen può affermare che riverberano la fiducia dell'opinione pubblica verso gli impegni assunti dal governo su una determinata linea politica. Insiste Eichengreen sull'importanza dei legami tra finanza ed economia reale, valorizzati secondo una diversa razza interpretativa da Kindleberger e Temin, da Friedman e Schwarz, i quali li connettono alla trasmissione degli effetti delle crisi. Ciò ha particolare rilevanza negli Stati Uniti, profondamente segnati dai fallimenti bancari e da una conseguente scarsa liquidità, come mettono in luce numerosi lavori da Cornelius Rosenrad a Franco Bonelli. Alcuni specimina dell'accennata problematica trovano posto in eventi coevi, ma pure negli atti dell'Unione Latina, dell'Unione Scandinava, dell'Unione Tedesca, nonché nelle conferenze monetarie del 67, del 78, dell'81, dell'85 e soprattutto del 92, quando Julius Wolff illustra l'idea, più tardi in parte recepita da Bretton Woods, di una neutrale, ricorrendo all'emissione di biglietti di banche internazionali. Su questo punto Wolff si trova sostanzialmente d'accordo con Luzzatti, ancorché quest'ultimo non si nutra solo di realismo, ma anche, per così dire, di idealità. Differenza invero non sottovalutabile, soprattutto in carenza di liquidità, quando sorge il bisogno di denaro, mentre sussiste la solvibilità dell'economia nazionale e in special modo dei biglietti di banca. Si deve allora fornire aiuto nel modo più rapido ed efficace. È ben vero che una tale prestazione di soccorso finanziario è rappresentata dall'invio di oro da parte di una banca di emissione a una banca simile di un altro Stato, ma stabilire in proposito norme rigide e stipulare anticipatamente contratti risulta quantomeno rischioso, date le diverse condizioni economiche e relazioni politiche dei soggetti. Le banche che in un dato momento sono ancora in grado di sovvenire oro ad altri paesi non dovrebbero però impegnarsi nei tempi lunghi. E allora l'accordo non comporta che un'apertura di trattative iniziate nel momento concomitante del bisogno. In altri termini, si tratterebbe di stabilire una consuetudine che si verificherebbe senza alcuna cogente disposizione. Un eventuale accordo così concepito sarebbe necessariamente più formale, ma in tempi di scarsità aurea ogni banca potrebbe tenere per sé l'oro, poiché la sua posizione diverrebbe più debole se cercasse di rafforzare quella di nuovi soggetti. Bisogna perciò tener conto le prestazioni che non si possono normare facilmente, in quanto, come fa notare il Wolff, ancor meno facilmente si possono offrire. Da un altro punto di vista si pone Knapp, che prospetta la tesi cartalista secondo la quale la moneta non ha di per sé un valore intrinseco, ma è una creazione della legge. Se ci si limita a sostenere che lo Stato può dichiarare moneta legale un oggetto, un biglietto, un gettone,
e che siffatta dichiarazione ha una notevole efficacia nel conferire a quel medesimo segno un certo valore, si espone una verità ovvia, anzi banale. Se invece si asserisce che la volontà dello Stato basta a determinare il valore del biglietto di pagamento, l'assunto si risolve in una proposizione interessante ma falsa. Luzzatti apprezza Wolff e Knapp, ma è ancor più estimatore del Lexis, professore all'Università di Gottinga e forse il maggiore studioso di problemi monetari del primo Novecento. Di lui conosce non tanto gli scritti statistici, quanto piuttosto quelli sulla cosiddetta markup theory. In che cosa il Luzzatti si avvicina al Lexis e in che cosa divergono? Un punto di convergenza sta nella comune aspirazione a evitare, per quanto possibile, le crisi finanziarie e a trovare forme di cooperazione monetaria internazionale. Obiettivo questo che viene da lontano, nel senso che ne riveliamo traccia a partire dalla metà degli anni 50 dell'Ottocento e ancor più dalla metà degli anni 70, allorché studiando i metodi usati dalla Banca Nazionale del Belgio per difendere la propria riserva aurea, Luzzatti propone che la Banca Nazionale nel Regno d'Italia sia autorizzata a tenere parte della riserva in conti fruttiferi con banche estere e in cambiali estere, accedendo a una logica di gold exchange standard ante litteram. In altri termini, Luzzatti comprende che, specie per i piccoli paesi, il problema della stabilità monetaria risiede nel costo delle stesse riserve e nella difficoltà di procurarsi oro e argento, quando i grandi centri finanziari, mediante il rialzo del tasso di sconto, convincono i propri investitori a breve a rimpatriare temporaneamente i propri capitali. Ne deriva che i piccoli paesi debitori sono soggetti a improvvise fughe di metallo, trovandosi costretti a ripagare i propri debiti a vista. Tali convincimenti dei Luzzatti si sostanziano di altri contenuti nel corso degli anni Ottanta, quando, nonostante l'abolizione del corso forzoso e il ripristino della convertibilità metallica alla pari nominale, mostra di avere contezza del potenziale di instabilità nazionale e internazionale in cui avviene l'operazione, instabilità destinata ad aggravarsi nel decennio successivo e a sommarsi con le tensioni causate da un nuovo policentrismo del sistema finanziario, che muta gli assetti delle preesistenti relazioni economiche e vede intensificarsi la corsa all'oro da parte delle maggiori banche centrali. Per rallentare tale corsa, Luzzatti vorrebbe che si istituisse un ente sovranazionale volto al riciclaggio automatico delle riserve tra piazze finanziarie che le perdono e piazze che le guadagnano a seguito degli spostamenti di capitale a breve termine indotti dalla corsa al rialzo dei prezzi. Trova qui origine la sua proposta di dar vita non solo a un organismo stabile che si occupi della circolazione internazionale dell'oro, della regolamentazione delle borse e dell'unificazione del diritto finanziario internazionale, ma anche di promuovere una conferenza internazionale che abbia la forza di dettare regole condivise onde garantire l'ordine monetario. Una di queste regole consiste nel disciplinare le anticipazioni auree che le banche dovrebbero concedersi reciprocamente, non escludendo, anzi prevedendo, di poter esaminare il portafoglio delle banche stesse. Come realizzare l'auspicata solidarietà bancaria? Qualsivoglia risposta si dia al quesito, le banche di emissione, per onorare i loro obblighi, barattare in ogni istante i biglietti e restituire senza indugi i depositi ricevuti, necessitano di sicurezza e devono essere in grado di riscuotere alla scadenza prestabilita le anticipazioni e i prestiti. I vaglia del Tesoro americano emessi contro valuta aurea che abbiano coupons pagabili in Europa vengono accettati con fiducia dalle banche di emissione anche senza essere rispondenti alle disposizioni statutarie. Quanto a Luzzatti, egli concorda con Lexis che le banche di emissione non fanno prestiti in oro mosse da sentimenti fraterni. L'oro, precisa, non ha viscere, ma è la visione chiara ed elevata dell'interesse economico che parecchie volte ha indotto la Banca di Francia ad aiutare quella d'Inghilterra e che ha persuaso la Banca austro-ungarica ad aiutare quella tedesca. La qual cosa non significa che in tali affari i sentimenti di fratellanza debbano sostituire le logiche dell'interesse. Si può anzi affermare che nei trattati di commercio, nelle unioni postali e telegrafiche, in tutte le altre istituzioni che considerano il mondo come una grande unità, non è il sentimento di fratellanza a determinare la comunanza degli affari, bensì quello della utilità degli affari
a far sorgere a posteriori la persuasione dell'esistenza di una fratellanza umana. Sul piano operativo, pensando a come contenere gli spostamenti dell'oro e le tensioni dei mercati monetari, Luzzatti guarda da una parte all'unione postale, ormai divenuta una grande ed efficiente istanza di compensazione, dall'altra parte alle piccole banche di emissione, che in diverse circostanze avevano insegnato quanto avrebbero dovuto fare le grandi. Non ci si riferisce solo alla Banca Nazionale del Belgio, ma anche per esempio alla Banca di Romania, come pure a quelle di Norvegia e di Svezia, la cui collaborazione nel 1905 risulta determinante all'atto della separazione politica dei due paesi. Già nel 1912 a Bruxelles chiede e ottiene che l'Unione Economica Internazionale si faccia parte attiva per dar vita a un accordo di clearing tra gli istituti di emissione aderenti e caldeggia il ricorso alle conferenze monetarie come mezzi indispensabili per rendere possibile la cooperazione delle banche di emissione nelle contingenze eccezionali. Nell'agosto 1915, in occasione del convegno italo-francese di Cernobbio, Luzzatti avanza la proposta di costituire a Parigi un comitato internazionale per arginare la speculazione e gettare le basi di una grande clearing house mondiale. Tale proposta viene successivamente ripresa nella più nota conferenza internazionale del commercio, tenutasi sempre nella capitale francese nel 1916, durante la quale lo statista veneziano suggerisce l'approvazione di un ordine del giorno che porti alla nomina di un comitato permanente in grado di studiare e di suggerire tutti i provvedimenti capaci di attenuare gli spostamenti dell'oro e di costituire una Camera di compensazione al fine di moderare la tensione del cambio fra i paesi alleati. Terminate le ostilità, l'instabilità monetaria diviene, come è noto, un problema non soltanto in Italia, ma anche in Francia e in Inghilterra, dove cessano le operazioni a sostegno delle rispettive valute. Tale situazione è generata sia da una vera e propria alluvione di biglietti, sia dalla scomparsa di un sistema solido che ha per fulcro il libero commercio dell'oro. Ma come tornare a un quadro di stabilità? La risposta a questo interrogativo può essere data solo dopo averne sciolti altri, cominciando dal dilemma: stabilità dei prezzi o stabilità dei cambi? Risulta inoltre ben presto evidente che l'immediata ripresa della convertibilità in oro dei biglietti non è né necessaria né possibile. Diversamente dal passato, il meccanismo dei punti è alterato da quello che secondo Ugo Papi costituisce, cito, uno dei problemi più gravi del dopoguerra, ossia i movimenti speciali dell'oro. Paul Heinzig li ritiene principalmente promossi dalle banche di emissione dei vari paesi per aumentare le loro riserve, da prestiti internazionali che per convenzione devono essere trasferiti in oro, dalla previsione di un andamento futuro sfavorevole dei cambi e dal valore interno della moneta di qualche paese. Questi fenomeni pongono maggiormente in luce il problema della stabilità del valore della moneta, alimentando un vivace dibattito che vede, oltre alla classica contrapposizione tra inflazionisti e deflazionisti, tra cartalisti e favorevoli al ritorno all'oro, la riproposizione di vecchi progetti nel tentativo di sottrarsi a quella che De Stefani definisce la severa e prepotente legge dell'oro. Basterebbe citare l'idea della Commission International Coinage del 1867 di dar vita ad una moneta internazionale, successivamente sviluppata da Gibbons, o al disegno del dollaro compensatore proposto dal Fisher, ma si pensi anche alle lungimiranti proposte del Nicholson, al progetto del martello di sopprimere il rapporto legale tra oro e argento e dar vita a una nuova moneta merce, alle riflessioni del Messedaglia sull'ideale di moneta immateriale, o ancora al complicato sistema dell'IR fondato sulla cosiddetta unità di godimento, per non dire del contabilismo sociale del Solvay o del sistema tabulare del Loewe. Le gravi perturbazioni monetarie rendono ancora più evidenti i limiti di alcuni di questi progetti, inoculando il veleno dell'instabilità monetaria. Mentre un tempo l'oro era di fatto utilizzato come moneta internazionale, che poteva servire quale misura, se non fissa, almeno abbastanza precisa del valore di qualsiasi altra moneta, durante la guerra e nel periodo post-bellico, essendo esso in gran parte sparito dalla circolazione ed avendo subito soprattutto una diseguale distribuzione, non può più rappresentare nei rapporti tra i diversi stati la misura esatta dei prezzi.
La stabilità monetaria diviene il leitmotiv di ogni economista, da Keynes a Oatrey, da Gide a Pigou, ma anche dall'Alessio al Pantaleoni, per non dire di Achille Doria, che compie un'impietosa analisi del quadro di riferimento nel volume Le peripezie monetarie della guerra. A ben vedere, la stessa conferenza di Genova giunge nel 22 alle medesime conclusioni. Condizione essenziale per la ricostruzione economica dell'Europa è che ogni nazione riesca a stabilizzare la propria moneta. Ma allora, come giungere alla stabilità? Vecchi ha posto l'attenzione sul mutato concetto di stabilità. Con il passaggio dal gold standard al gold exchange standard, la stabilità sarebbe venuta a dipendere, oltre che dall'oro, anche dalla stabilità delle valute equivalenti all'oro. Ovviamente si tratterebbe di una stabilità relativa che andrebbe collocata in un contesto internazionale fortemente caratterizzato da condizioni di instabilità economica, dove molti progetti si scontrano con quello che Einaudi definisce il mito dell'immutabilità immarcescibile dell'unità monetaria. Ciò contribuisce a spiegare le diverse soluzioni prospettate, alcune delle quali decisamente originali. Si pensi al progetto presentato alla conferenza di Portorose dal Wenderli per creare sul modello della Fed una banca federale degli Stati d'Europa, oppure si richiami l'idea di Dundes White di istituire una moneta d'oro internazionale denominata DOR. Chi guarda al sistema aureo prebellico per ricondurre la circolazione alle condizioni normali suggerisce la necessità di perseguire politiche di bilancio rigorose, limitare la circolazione fiduciaria, potenziare le riserve metalliche e puntare all'equilibrio dei conti con l'estero. Ci si chiede in proposito se ridurre la moneta legale al valore a cui è scesa la moneta reale per effetto della sua svalutazione, oppure se considerare un'eventuale rivalutazione della moneta legale in modo da ottenere che il corso reale della moneta pareggi la sua impronta legale. La vexata questio pone, come rileva il già citato Lexis, problemi anche di natura giuridica, poiché di fronte a situazioni in cui l'aggio permane da molti anni, i prezzi delle merci si sono adattati alla diminuzione del valore della moneta. Ne consegue che tutte le obbligazioni sono misurate sull'unità monetaria diminuita di valore, a meno che non si pattuisca espressamente il pagamento in oro. In tale condizione, riportare il valore reale della moneta da lungo tempo deprezzata al suo valore legale implicherebbe un ingiusto aggravio per il debitore e un illegittimo arricchimento per il creditore. Peraltro è vero che se da una parte si cerca di riabilitare il sistema aureo, dall'altra risulta ben presto evidente che ripristino del gold standard e definizione della parità prebellica non sono sinonimi, ma anche che ripristino del metro aureo non può essere l'obiettivo finale della politica economica, ma una legittima ambizione. A tal proposito, gioverà ricordare che nel gennaio 1918 il Comitato Cunliffe non dedica grande attenzione al ripristino della parità aurea della sterlina, dandolo per scontato. L'unico nodo da sciogliere riguarda le tempistiche, le modalità e la fissazione del tasso di cambio. Il giudizio critico di Keynes su tale rapporto è noto, come pure lo è quello sulla moneta aurea, considerata un avanzo barbarico. Non sono tuttavia voci fuori dal coro quelle di chi ritiene che i sistemi monetari a base aurea non siano più confacenti alle nuove condizioni. Scrive in proposito il Cassel: la sola qualità necessaria ad un regime monetario per favorire il commercio e il benessere del mondo è la stabilità. Se la guerra e ciò che essa ha determinato hanno sconvolto i regimi monetari del mondo, questa non è una ragione per tentare di ristabilire la situazione esistente prima della guerra. In se stessa essa non aveva alcun carattere essenziale. Il suo principale vantaggio era l'alto grado di stabilità raggiunto a quell'epoca ed è questa stabilità che dobbiamo cercare di ristabilire. La caduta d'efficienza dei meccanismi di regolazione seguita alla Prima Guerra Mondiale, scrive Paolo Baffi, pone la necessità di una maggiore collaborazione in termini generali, tanto più in riferimento ai rapporti tra singoli paesi o gruppi di paesi, cioè tra paesi emittenti le divise chiave, tra questi e la Francia, grande detentrice d'oro,
tra creditori e debitori per prestiti di guerra e riparazioni. Nell'economia di questo intervento non è possibile soffermarsi sulle accezioni del termine collaborazione, come pure sulle differenze tra istituti di emissione e banche centrali. Nel 1920 Gerhard Wyssering, relatore alla conferenza di Bruxelles, ritiene indispensabile la cooperazione fra banche centrali, ma è pur vero che non meno importante risulta la collaborazione tra queste ultime e le banche private. Per intenderci, il controllo che la Banca d'Inghilterra esercita per tanti anni sul mercato monetario non sarebbe intellegibile senza considerare il rapporto con le Big Five. Stringer, raccogliendo delle note cifre sulla circolazione del mercato monetario, note che aggiornate saranno tradotte in francese alla vigilia della conferenza di Bruxelles, si interroga. Basteranno gli sforzi interni senza il concorso efficace di accordi internazionali? Ma soprattutto, in che misura la stabilità della moneta è legata alle aspettative degli operatori? Una risposta è attesa proprio da tale conferenza, la quale però, secondo Luzzatti, viene impostata male, giunge a risultati insoddisfacenti. L'incontro, che avrebbe dovuto portare alla costituzione di un comitato permanente idoneo a sorvegliare, a correggere, a regolare le grandi correnti monetarie del mondo, si traduce, cito, in una variopinta conferenza finanziaria. Anche Stringer, del resto, dichiara nella relazione agli azionisti del 20: la conferenza finanziaria di Bruxelles, se è stata feconda di notizie e di studi, e ancor più feconda di memorie e di discorsi scientifici, si è nella realtà dimostrata ancor sterile di pratici risultamenti. Nella Babele di Bruxelles avviene ciò che Luzzatti teme. Le deliberazioni sono sintetiche, espressione più di buone intenzioni che di concreti provvedimenti, ove si eccettua il disegno, rudimentale ancora, di una banca internazionale e soprattutto la raccomandazione alla Società delle Nazioni per la creazione di una Camera internazionale di compensazione per i cambi. Le ragioni del fallimento, numerose e complesse, non hanno solo natura congiunturale. Certamente credibilità e cooperazione, elementi su cui poggia il gold standard classico, sono messi in discussione. E come rileva Heikengreen, il sistema che si va gradualmente delineando, malgrado le somiglianze con il suo predecessore, condivide poche delle sue virtù. Non va peraltro dimenticato che nell'immediato dopoguerra, tra stabilità e crescita, molti paesi, a cominciare dall'Italia, puntano sulla crescita, in un contesto in cui l'oro, come scrive De Maria, è scarso e mal distribuito. A ben vedere, il passaggio dal gold standard al gold exchange standard riproduce in una prospettiva sovranazionale il tema dell'abbandono della circolazione aurea a favore di una carta moneta fiduciaria convertibile in oro, il che storicamente rappresenta il passo propedeutico al corso forzoso, non fosse altro perché la promessa di convertibilità si affievolisce a mano che gli istituti di emissione stampano carta moneta in misura superiore alla copertura. Ci si avvicina così allo stadio finale corrispondente all'ideale platonico di moneta convenzionale. Tale problema, spiega Peter Matthias, è acuito dal fatto che le banche centrali perdono la loro autonomia, divenendo strumenti della politica statale e compiendo azioni che violano l'esistenza stessa del loro agire tradizionale. Si aggiunga che la cooperazione segue lo stesso metodo della diplomazia segreta, lavora a porte chiuse. Alle diverse conferenze monetarie la regia spetta alle grandi banche centrali, o meglio, spetta alle due persone che in quel contesto le guidano, Benjamin Strong e Montague Norman. L'importanza delle relazioni personali e la complessità del quadro di riferimento non sfuggono né ad Attilio Cabbiati, che compie un lucido esame dei problemi economici dell'Italia alla conferenza di Parigi, né a Francesco Saverio Nitti, preoccupato di un'Europa a rischio di decadenza, più ancora per i trattati di pace che per la guerra. Ciò può ripetersi anche per Luzzatti, per il quale la stabilità monetaria costituisce il presupposto non solo della pace monetaria, ma della pace senza aggettivi. Grazie.
La ringraziamo molto per questa interessantissima relazione. Avrebbe molto da dire, ma non abbiamo tempo, ma posso veramente ringraziarla. Devo dire che nel 1920 gli ispettori di finanza da noi, i capi dei capi, il ministro di finanza, hanno visto tutto quello, hanno deciso contro il governo e contro l'opinione pubblica che la crescita era più importante che la stabilità. La ringraziamo molto. Grazie Presidente. Adesso posso chiedere di venire qui alla sede del professore Lefebvre d'Ovidio, se non mi sbaglio. Sì, la prego. Parliamo dopo. Tocca a lei, penso. Forse che per l'ordine. Sì, allora per ragioni tecniche voglio chiamare adesso l'oratore seguente, il professore Pellegrino, della Banca d'Italia, sì, Gianni Toniolo, non so chi. Posso chiedere quale oratore non avrebbe bisogno del PowerPoint, facciamo così. Io non ho bisogno di PowerPoint. Forse è meglio allora in questo caso. Allora? Bene. Buongiorno, io mi chiamo Gianni Toniolo, sono stato recentemente onorato della membership in questo antico istituto e chiedo scusa perché ho un'emergenze familiari, quindi ieri non ho potuto venire e anche questa mattina a un certo punto dovrò andarmene, quindi se me ne vado mentre qualcuno sta parlando non è certamente per disinteresse verso la relazione. Dunque, noi siamo dati questo titolo, il lavoro è già stato distribuito e questo è il sommario del nostro aiuto. Che succede? Pass. Ok. Dunque, impostando il problema della instabilità post-bellica e del come ricostruire l'economia internazionale, a nostro parere va brevissimamente ricordato come si finanziano le guerre, perché è tutto lì. Allora, sappiamo benissimo che possono finanziare con la tassazione, col debito, con l'emissione di moneta o con le requisizioni. Le requisizioni non furono un grande mezzo di finanziamento, mentre la tassazione, debito e moneta. Kindleberger, tra gli altri, dice che questo dipende dalla solidità politico-sociale dei paesi, cioè se un paese è socialmente solido, compatto, per esempio l'Inghilterra è il paese che ha finanziato maggiormente la guerra con la tassazione. Gli altri paesi finanziano o col debito o con la moneta. Sarebbe interessante, ma non possiamo farlo, discutere anche del significato etico eventualmente di finanziarlo con il debito, trasferendo parte del costo della guerra che già è pagato dalle generazioni presenti alle generazioni future che beneficerebbero, tra virgolette, della guerra. Qui siamo sempre con un... L'Italia ha finanziato la guerra con il 60% con il debito, 20% con la moneta e 20% con le imposte. Intendo questo il delta, l'aumento della spesa dovuto alla guerra. In questo noi siamo più o meno come i tedeschi, cioè abbiamo avuto un forte anche aumento dell'inflazione. La creazione di moneta genera inflazione. Generando inflazione si riduce il valore del debito interno, rendendolo più sostenibile.
mentre invece non impatta sul debito estero, che è stabilito in oro. Quindi nel 1913-20, calcolato il rapporto tra prodotto interno lordo e debito in Italia, siccome il prodotto interno lordo misurato in termini nominali cresceva molto, perché l'inflazione era circa il 20% all'anno in media, abbiamo una situazione in cui il debito interno non aumenta rispetto al PIL, resta costante sull'80%. Il problema grossissimo, dunque, è il debito estero. Il debito estero in Italia è, alla fine della guerra, della stessa dimensione del debito interno rispetto al PIL, quindi è un 80% del PIL. Questa situazione è quella che rende il problema post-bellico così difficile da risolvere. Perché si crea il debito estero? Beh, il debito estero, voi sapete, ci fu un grande dibattito, ma sostanzialmente si crea per il disavanzo delle partite correnti. Prima della guerra l'Italia aveva una... vediamo se c'è il grafico, eccolo qui. L'Italia copriva con le esportazioni circa quasi l'80% del proprio fabbisogno di importazioni, per cui le rimesse degli emigranti e il turismo coprivano abbondantemente la bilancia dei pagamenti correnti italiani, che era dunque in equilibrio. Era in equilibrio, tanto che alla fine negli anni precedenti la guerra, con ogni probabilità, i dati statistici non sono difficili, l'Italia era un esportatore netto di capitali. L'Italia investiva, per esempio, all'estero, soprattutto nel Medio Oriente e nei Balcani. La guerra, naturalmente, fa non solo crollare le esportazioni, annulla le rimesse degli emigrati e il turismo. Per cui il fabbisogno di importazioni, che è il cibo della guerra, gli alimenti importantissimi. I soldati italiani mangiavano molto di più di quanto mangiavano quando erano a casa, quindi benché la produzione agricola non sia molto diminuita durante la guerra, grazie alle donne che andavano a lavorare, però aumentarono le importazioni, quindi dovevamo importare grano e carni dall'Argentina e dagli Stati Uniti. E poi c'erano le importazioni di materie prime di cui noi eravamo, per far andare l'industria bellica, eccetera. Morale della favola, noi dobbiamo le esportazioni italiane, quel grafichetto blu, arrivano a coprire alla fine della guerra solo il 20% delle necessità di importazione. Tutto questo andava finanziato. Ecco come si accumula questo grande debito. La storia del debito poi la sapete, c'è prima il debito con l'Inghilterra, poi anche l'Inghilterra esausta le sue capacità di finanziare la Francia, il Belgio e l'Italia, e arrivano gli Stati Uniti, per fortuna, e ci fu questa... Qui voi avete, poi c'è nel paper, c'è lo squilibrio con i principali partner e si vede subito che i grandi nostri fornitori di importazioni sono largamente gli Stati Uniti e poi il Commonwealth, insomma, il Regno Unito. Ecco, perché si svaluta la lira? Perché si svaluta la lira? Ci fu un grande dibattito, adesso passo subito la parola al mio collega più bravo di me. Il dibattito, Stringer e la Banca d'Italia avevano chiarissimo perché si svalutava la lira, che è sta roba qua, no? La lira si svaluta per questo. Però politicamente non era facile e allora periodicamente il buon Stringer riceveva delle lettere da governanti, da deputati, dicendo ma perché abbiamo questo scambio che si svaluta così fortemente?
e lui lo sapeva benissimo, però faceva un po' lo gnorri, diceva vabbè adesso lo chiedo ai miei direttori di filiale, allora mandava una bella lettera a quello di Genova e a quello di Milano, sostanzialmente le due piazze finanziarie, e si faceva rispondere guardi che le banche non stanno tanto speculando, e il problema è che manca valuta per comprare le importazioni da dare agli importatori, e allora lui rispondeva, poi, e c'è proprio, questo succede 3, 4, 5 volte di seguito, lui si mette a dare questa risposta automatica, ma la causa era chiarissima a tutti ed è molto semplice, ed è quella che abbiamo detto finora. Adesso il dottor Pellegrino dice, finisce la cosa e poi io dico 2 parole di conclusione. Grazie, tocca a lei adesso, dottore. Buongiorno. Allora, evidenzierei appunto il cambio della lira come termometro di questo enorme squilibrio finanziario accumulato dall'Italia, come sottolineava il professor Toniolo. Ci terrei a dire è il maggior squilibrio commerciale della storia dall'unità d'Italia a oggi, per inquadrare la gravità del problema. È un declino progressivo dal 1915 al 1920 di più di 3/4 del valore della lira, al di là di alcune oscillazioni, quindi si tratta di un declino trainato da dei fondamentali molto rilevanti, questo declino viene arrestato e temporaneamente invertito solamente con gli accordi valutari dell'estate del 1918, con i quali gli alleati, sostanzialmente gli Stati Uniti, mettono in campo un programma di stabilizzazione dei tassi di cambio, non solo della lira ma anche degli altri principali paesi alleati, quindi questo fa sì che l'Italia riesca a sostenere lo sforzo economico della guerra negli ultimi mesi, che si riveleranno poi i mesi cruciali. Questo sostegno viene meno pochi mesi dopo la guerra, e infatti questo fa capire quanto quel sostegno fosse un sostegno artificioso, che deviasse quindi dai fondamentali strutturali dell'economia italiana. E questo processo quindi di sostegno di questa situazione finanziaria estremamente precaria è reso possibile solo dal finanziamento dal credito molto abbondante che viene dato dagli alleati all'Italia. All'incirca su 40 miliardi di lire accumulati nel quinquennio dal 1915, 3/4 sono finanziati dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. Dal 1917 diventa sempre più cruciale il ruolo degli Stati Uniti. Le questioni più controverse sono: uno, l'acquisto sui mercati neutrali, chi dovesse finanziare gli acquisti dell'Italia in altri mercati, in particolar modo quelli dell'America Latina, in particolare l'Argentina, da cui l'Italia importava, da cui l'Italia importava un numero serio di derrate alimentari. L'altra questione è appunto la questione chi dovesse finanziare la stabilizzazione dei cambi. Queste 2 questioni vengono risolte appunto pochi mesi dopo la guerra. Il problema molto, molto serio che l'Italia affronta dall'armistizio in poi è la fine di questa solidarietà finanziaria. Cioè, gli alleati erano stati generosi nel finanziare l'Italia finché si era in guerra. Dal 1918 l'Italia cerca dall'armistizio di Villa Giusti, l'Italia cerca di prorogare queste linee di credito, di mantenerle almeno per un periodo necessario per la ricostruzione, ma la disponibilità degli alleati sostanzialmente finisce con la fine della guerra. L'Italia riesce molto faticosamente a ottenere alcune proroghe delle linee di credito su livelli molto inferiori. Quello che vediamo da questo grafico, che evidenzia i saldi netti dei debiti esteri del Tesoro, è che dalla seconda metà del 19 il credito alleato sostanzialmente si esaurisce. Ora ci troviamo in un momento in cui abbiamo ancora un deficit commerciale molto vistoso, che non è molto inferiore rispetto ai livelli bellici. Il deficit alimentare è forse addirittura per certi versi è aumentato, dato il fatto che l'Italia ha ripreso i territori occupati
temporaneamente dall'Austria dopo Caporetto e i nuovi territori liberati che avevano un fortissimo bisogno di derrate alimentari. D'altra parte la smobilitazione dell'esercito non poteva avvenire troppo velocemente per motivi di ordine pubblico. Quindi diciamo che la prosecuzione temporanea di questi crediti evita che l'Italia si trovi in una situazione di catastrofe economica, di disastro umanitario come in Germania o come in Austria, ma non evita che entri in recessione in una fase comunque di turbolenza economica molto grave, con le ricadute politiche e sociali che tutti conoscete meglio di me. Diciamo che all'interno di questo quadro abbastanza conflittuale si possono evidenziare due momenti nei quali si cerca di risolvere la questione della stabilizzazione finanziaria dell'Italia, e sono le due conferenze di cui ha parlato anche precedentemente il professor Caffarelli. Il grosso problema della conferenza di Bruxelles e di Genova è che il tema dei debiti interalleati non viene sostanzialmente affrontato. È un nodo che rimane sospeso e che rimarrà sospeso per numerosi anni a venire, fino al 1923, agli accordi tra Inghilterra e Stati Uniti, e per l'Italia ci sarà da aspettare fino al 1925. Ora, il discorso è che da parte italiana si tendeva a considerare questo debito come somme spese per causa comune. Da parte americana invece c'era una fortissima ritrosia a partire con delle negoziazioni che non accettassero formalmente, che non patissero un'accettazione almeno formale di quel debito. E ovviamente la presenza di questo enorme debito, unita all'aggiunta di un debito fluttuante a breve termine di carattere privato commerciale, dovuto al nuovo deficit commerciale dei 2 anni post bellici, fanno sì che qualsiasi progetto di stabilizzazione monetaria diventi praticamente impossibile. Abbiamo la ritirata degli Stati Uniti può essere dal sostegno finanziario all'Italia, è stata in parte associata alla questione adriatica, ma andando a vedere, diciamo, a cercare le evidenze che ci sono sull'argomento, non sembra che l'Italia abbia ricevuto un trattamento peggiore o molto peggiore rispetto ad altri alleati, come ad esempio la Francia. Giusto per fare un esempio, il sostegno finanziario al cambio termina a marzo del 1919, contemporaneamente al franco, alla sterlina. Quindi il motivo politico dietro la ritirata degli Stati Uniti, la ritirata anche non solo di impegno politico ma anche di impegno finanziario, forse può essere attribuita più alla linea isolazionista che andava prendendo il sopravvento sulla linea internazionalista wilsoniana. Fatto sta che questa ritirata rende la situazione economico-finanziaria di quegli anni sostanzialmente precaria e rende impossibile il ritorno al gold standard, alla parità aurea, che era il progetto dato sostanzialmente per scontato da tutti. Bene, concludiamo, scusami, mi lasci che... concludiamo tirando le fila, cioè il titolo era Ricostruire l'economia internazionale. Ora, con gli occhi di oggi è chiaro, almeno agli occhi miei è chiarissimo, ma credo quasi tutti, che Versailles è la madre di tutte le tragedie europee del secolo successivo. È incredibile che Versailles praticamente non si sia parlato di economia. Si è parlato solamente di riparazioni, quello era l'aspetto economico, ma per esempio questo problema dei debiti non fu trattato, ma non furono trattati neanche gli altri grandi problemi che oggi qualunque conferenza politica, dai problemi della crescita ai problemi della cooperazione di cui abbiamo sentito parlare prima da Caffarelli. Quindi questo è assolutamente incredibile. Il ministro del Tesoro, a noi non risulta, può darsi che qualcuno abbia delle informazioni diverse, il ministro del Tesoro italiano, che era Stringer, non andò mai a Bruxelles, a Parigi.
mentre come sappiamo per esempio l'Inghilterra aveva una delegazione della Treasury piuttosto cospicua. Keynes stesso se ne andò perché dice qui non si parla di cose che interessano a me, oltre a parlarne male. Bene, di fatto un minimo di ricostruzione, come ben sapete, dell'economia internazionale si ha solo col piano Dawes del 1924. Prima di allora siamo nel caos. Questa è una bella vignetta sulla conferenza finanziaria di Bruxelles, che cercano di spingere dentro lo zio Tom, il quale peraltro non è molto riluttante. Allora, questo è il grafico che ci interessa e che spiega perché fu così difficile, come disse molto bene Caffarelli, ricostruire l'economia internazionale. Questo grafico è il grafico dei tassi di cambio reale, cioè i tassi di cambio nominale sono quello che vedete, si va in borsa e si guarda quanto quota oggi il dollaro. Il tasso di cambio reale è collegato invece con il potere d'acquisto sul mercato interno e internazionale, il mercato interno sostanzialmente della moneta. Cioè, se il cambio si svaluta, a parità di altre circostanze vengono favorite le esportazioni e rese più costose le importazioni. Se però nel frattempo, questa è una cosa che poi nel dibattito italiano usciamo, entriamo dall'euro, eccetera, non si tiene mai conto e si dice diventiamo più competitivi. Se nel frattempo naturalmente i prezzi interni aumentano, cioè la lira si svaluta, questo può essere compensato o più che compensato. E qui voi avete le varie monete, avete il tasso di cambio reale delle varie monete europee. Vedete nell'ultima parte, cioè quando passiamo dal 1921 in poi, quanto sono disallineati questi cambi. Cioè il problema di tornare a una parità fissa era un problema che richiedeva di tener conto che ciascun paese, come dicevano Cassel e Keynes, riportasse il proprio tasso di cambio al valore corrispondente non tanto alla svalutazione che si vedeva nei mercati di borsa quanto alla svalutazione reale, per non dare un vantaggio competitivo a uno o all'altro dei paesi. Questo è il problema che si pone poi col Fondo Monetario Internazionale nel dopoguerra, no? Che viene inventato proprio per risolvere questo problema. Allora questo problema non venne risolto. Quindi c'erano un problema internazionale molto forte. Perché devo dare alla Francia piuttosto che all'Italia una competitività sui mercati, avendo la sterlina già deciso di tornare al cambio prebellico? E c'è un problema poi interno che è quello solito politico a cui ha accennato molto bene Caffarelli, che è quello dei debitori verso creditori. È un problema eminentemente politico questo del cambio, del tornare all'oro a quale parità, perché c'è il problema i debitori sono delle classi sociali molto precise, sono lo Stato e gli imprenditori, i creditori sono delle classi sociali altrettanto precise che sono i percettori di rendita, quelli che hanno finanziato il debito pubblico durante la guerra e sono una parte importante della piccola e media borghesia italiana e mondiale. Questo è il problema. Questo grafico, secondo me, racchiude molte dei problemi per cui fu così difficile tornare risolvere il problema dei tassi di cambio e tornare a una situazione poi, se voi sapete, si risolverà in parte negli anni 20, l'ultima stabilizzazione, un paese importante è quella della Francia del 28 e poi nel 31 abbiamo, quindi sostanzialmente questo problema della ricostruzione dell'economia internazionale non si risolve se non nel 1900, se volete, 47-48, quando gli accordi di Bretton Woods divennero operativi. Grazie.
ringraziamo molto per questa relazione interessantissima. Si tratta sempre come sfruttare i creditori senza farlo gridare troppo. Sì. La ringraziamo e adesso tutto sistemato, caro collega. Sì, adesso do la parola al professore Lefebvre d'Ovidio, Università della Sapienza, sul dibattito sulle riparazioni tedesche, tema che si è collegato con il precedente e il primo tema del professor Caffarelli. Tutto è chiaro, tutto era da vedere assieme e poi per quello questa sessione è così importante. E alla parola. Grazie. Stiamo riuscendo persino ad aprire questo PowerPoint quasi, nel mio caso, quasi inutile, ma non del tutto. Ringrazio anzitutto il Comitato Scientifico e l'Istituto di avermi invitato. Io parlerò, e tutto sommato viene bene che io parli dopo gli illustri colleghi e professori che hanno parlato prima, perché il problema delle riparazioni è strettamente collegato a quello che è stato dianzi esposto. Il problema delle riparazioni è un problema che è stato di grandissima importanza in occasione della conferenza e soprattutto dopo. C'è una vastissima letteratura e praticamente penso che se ne sappia ormai tutto, o quasi. E io vorrei incentrare questa esposizione soltanto su un aspetto, il dibattito sul problema delle riparazioni, che penso che sia stato uno degli aspetti più importanti rispetto al problema delle riparazioni stesse. Il dibattito delle riparazioni è tutto incentrato sostanzialmente su un articolo, l'articolo 231 qui se ne è parlato molto ieri, quindi non parlo di Allora, questi sono i temi che dovrei toccare, speriamo di riuscire. Questo è l'articolo 231 nelle le due versioni che contano, le lingue ufficiali del trattato, inglese e francese. Un articolo brevissimo, sono poco più di 3 righe, nelle quali però è contenuta questo grosso problema sotto 2 punti di vista. Sono 2 gli argomenti che determinano il dibattito sulle riparazioni. Il primo è che con questo articolo la Germania viene costretta ad accettare, riconoscere di essere responsabile di aver provocato volontariamente la guerra. Quindi non già solo, come aveva accettato, di essere responsabile di aver invaso il Belgio contro il trattato di neutralità e quindi di dover rispondere delle danni con ciò causati, cosa che aveva accettato accettando la nota Lansing del 5 novembre 1918, bensì diventa responsabile di tutta la guerra. E da ciò consegue il secondo punto, e cioè che la Germania sarebbe stata responsabile non solo di riparare i danni causati alla popolazione civile in Belgio e in Francia dopo l'invasione, ma anche, o almeno in parte, i danni causati ai governi con tale invasione, cioè quindi con la guerra. E pertanto questo avrebbe comportato, lo spiegano poi l'articolo 232 e per relazione l'allegato primo della sezione settima del trattato, l'onere corrisposto dai governi sotto forma di pensioni di invalidità e di pensioni di morte per le vedove, le famiglie il famoso problema spesso citato, ma come questo problema delle pensioni? No, un problema enorme, non soltanto perché dilata le dimensioni delle riparazioni, ma anche perché proprio concettualmente sposta il problema. Non si tratta soltanto di riparare i ponti, le case distrutte durante l'invasione, ma si tratta anche di ripagare l'onere sostenuto dai governi, quindi problema di categoria diversa. Ora,
questi due punti, tutte e due, determinano enormi discussioni, enormi dibattiti. Perché? Perché per la Germania ci sono due aspetti che non vanno, radicali. Il primo è che la Germania non si sente affatto responsabile di aver provocato volontariamente la guerra, non lo considera per niente. E qui non mi posso dilungare, però vorrei soltanto ricordare che durante la guerra, fin dall'inizio della guerra, non sono soltanto i militari tedeschi a ritenere che sia importante combattere la guerra contro la Francia e soprattutto contro l'Inghilterra, ma è tutta la società, non interamente, ci sono dei settori della società tedesca che sono contrari, ma larghe sezioni della società tedesca sono convinte che si tratti di una guerra di difesa della Germania, dei sacri interessi della Germania nei confronti della Francia e soprattutto, ancora di più, dell'Inghilterra. Ricordo soltanto due testi, i ricordi di Stefan Zweig, austriaco, che però parla di tutto il mondo tedesco, lui contrario alla guerra, però registra come tanti suoi colleghi, scrittori, poeti, si arruolano e compongono poesie, versi, scrivono a favore della guerra. E tra costoro ricorda soprattutto Ernst Lissauer, che era uno scrittore minore, certamente, tedesco, ebreo, il quale compone l'inno all'odio contro l'Inghilterra, che divenne famosissimo, venne fatto stampare dal governo, dal Kaiser, venne fatto leggere nelle scuole ai bambini delle elementari, inno all'odio contro l'Inghilterra. E poi vorrei anche ricordare le considerazioni di un politico di Thomas Mann, un volume di 600 pagine scritto durante la guerra e stampato nell'ottobre del 1918, quindi è guerra persa, nel quale in 600 pagine Thomas Mann spiega come la guerra sia la sacra guerra sostenuta per difendere la cultura, sapete bene il significato intraducibile di questo termine, con la cultura tedesca, germanica, contro la civilizzazione francese, inglese, dell'Occidente, romano, corrotto, eccetera, e quindi è una guerra di difesa perché la Germania si sente circondata, assediata, soffocata. Quindi due ragioni per rifiutare questa responsabilità della guerra. E poi c'è un problema che questa impostazione dell'articolo viola il contratto prearmistiziale. Il contratto prearmistiziale, secondo la Germania, limitava le riparazioni ai danni sopportati dalla popolazione civile e non si poteva estendere ai danni, alle spese sostenute dai governi. Naturalmente è vero che violava questo impegno, è vero anche che viola un impegno che, rispetto al quale la conferenza fissa le proprie norme. Non c'è nessuno che possa stabilire che la conferenza viola una norma o meno, perché fa il diritto, ed infatti la conferenza decide, con degli escamotage dialettici abbastanza astuti, decide comunque di superare il contratto prearmistiziale e quindi di modificare l'impegno che era stato effettivamente limitato ai danni delle popolazioni civili. Questo avviene perché, per quanto riguarda la Francia, per i motivi spiegati in modo chiarissimo dal professor Soutou ieri, e cioè perché il governo francese va ad attuare, dopo alla fine della guerra, l'arme économique, spiegata dal professor Soutou nel suo magnifico libro L'or et le sang. Quindi l'arme économique consiste nel costringere la Germania entro limiti di produzione industriale, oltre che militari, di difesa, eccetera, in modo tale da renderla in condizioni di non nuocere. Questo è l'obiettivo del governo francese, quindi veramente chiaro e logico, bisogna vedere se è attuabile. Dal punto di vista britannico
c'è una forte corrente anche in Inghilterra contro la Germania, corrente forte soprattutto tra i Tories, molto meno fra i liberali, tranne Sir Edward Grey, ma Lloyd George non è un conservatore, è un liberale. Tuttavia, nelle elezioni, le coupon election di settembre del 1918, Lloyd George introduce alla fine 2 punti, la punizione del Kaiser e Germany must pay per tutte le riparazioni, make Germany pay. Quindi Lloyd George si trova anche lui schierato con la Francia a far pagare l'Inghilterra e a introdurre le spese sostenute dai governi. Di qui, quindi non mi dilungo sulle trattative, nelle commissioni tecniche, naturalmente, soprattutto nella commissione delle riparazioni, c'è una forte opposizione da parte del delegato statunitense, che è John Foster Dulles, che era nipote di Lansing, il segretario di Stato, e poi diventerà con Eisenhower segretario di Stato, avvocato, il quale difende la posizione del contratto prearmistiziale, dice non possiamo chiedere altro. Ma queste resistenze vengono vinte da un accordo tra Wilson e Lloyd George, accordo fondato su un equivoco, Wilson non capisce bene, la decisione viene presa in 2 sedute del Consiglio del 4, il 5 aprile e il 7 aprile, in assenza di Wilson che era preso l'influenza, che dilagava in quel momento in Europa, quindi è assente Wilson, viene fatta una lunghissima discussione in 2 sedute, cioè 2 sedute il 5 e una il 7, e viene stilato il testo dell'articolo 231, così come esso appare. Quando viene stilato, quindi, ci troviamo con il testo praticamente pronto, quello che verrà presentato il 7 maggio alla Germania. Ecco, qui faccio questo avviso, così come la Germania si aspetta venga rispettato un principio giuridico, quello del contratto prearmistiziale, anche l'Italia pensava che si sarebbe rispettato il principio giuridico del contratto, in questo caso quello Patto di Londra. E come la Germania, anche l'Italia sbaglia, imposta tutta la tattica, ieri se ne è parlato a lungo, l'Italia imposta tutta la tattica in sede negoziale su un principio giuridico, noi abbiamo in mano il Patto di Londra, Orlando inizialmente espone tutte le rivendicazioni, quando si sente dire ma Fiume non c'è nel Patto di Londra, dice sì, benissimo, allora noi chiediamo solo il Patto di Londra. Mossa astutissima che fallisce miseramente, finisce, come sappiamo tutti, con la partenza di Orlando e Sonnino da Parigi, e ieri se ne è parlato, ma vorrei fare una piccola aggiunta. Quando tornano il 6 maggio, Orlando e Sonnino, perché ritornano? Ritornano il 6 maggio perché chiamati da una, credo, telefonata, mi sembra di Aldrovandi Marescotti o di Crespi, che li informa che l'Inghilterra ha già deciso di dichiarare l'Italia decaduta dal Patto di Londra e dalla dichiarazione di Londra del settembre 1914, a cui aveva aderito insieme al Patto di Londra, e quindi è già pronta e discussa in sede di Consiglio dei 4 ridotto a 3 la dichiarazione di decadenza dell'Italia. E anzi, quando arrivano Orlando e Sonnino a Parigi, trovano che il testo del trattato, pronto per essere presentato l'indomani a Versailles, non nel castello, ma nel hotel Grand Trianon, oggi Waldorf Astoria, nel testo del trattato non c'è l'Italia e la delegazione italiana deve anche battagliare per ottenere che venga reinserito. Ed è per questa ragione, come ieri è stato ricordato dal professor Caccamo, Orlando gioisce, o meglio, si sente sollevato, quando gli viene detto che sul problema delle colonie, che avevano appena disciplinato la mattina stessa o il giorno prima, si sarebbe comunque istituita una commissione sull'applicazione dell'articolo 13, perché Orlando è sollevato? Perché per fortuna viene ancora riconosciuta la validità del Patto di Londra, che temeva di sentirsi dire che non valeva più.
ma questo sentirsi sollevato non ha avuto molto successo, molto seguito, perché da quel momento l'Italia non ha più avuto nulla in sede di conferenza, nulla. Quindi quando si dice il mito della vittoria mutilata, sì, è un mito e non è un mito, cioè è un mito nel senso che effettivamente l'Italia, oltre al confine settentrionale, non ha avuto assolutamente nulla. Gli inglesi non ne hanno riconosciuto nulla di nel patto di Londra. È un mito nel senso che, tutto sommato, meglio così, perché quello che l'Italia ha avuto nel trattato, che è solo il confine settentrionale nel trattato di Rapallo, è molto meglio di tutti i problemi che l'Italia si sarebbe ritrovata con l'esecuzione integrale di Londra, quindi è andata meglio così, però è vero che l'Inghilterra ha completamente ignorato gli impegni assunti. Perché lo ha fatto? Penso che sia ben spiegato da Luca Riccardi nel libro Alleati non amici. Non ci ha mai considerati amici e questo durante la guerra. E perché questo? Per varie ragioni, perché diciamo, la partecipazione alla guerra è stata inferiore alle aspettative, la tardiva dichiarazione di guerra alla Germania, ma soprattutto, secondo me, è rivelatrice una frase di Harold Nicholson, il quale, parlando del patto di Londra, dice «The brides of the Pact of London». Questo è il concetto e quindi di qui la sorte dell'Italia alla conferenza della pace. Però, ripeto, penso che bene abbia fatto il governo Giolitti. Torno al problema delle riparazioni. Quando viene presentato tutto il trattato, il punto sul quale, il 7 maggio a Versailles, il punto sul quale il conte von Brockdorff-Rantzau si scaglia con maggiore violenza è l'articolo 231, per i motivi detti poc'anzi. Quindi perché imputa alla Germania una responsabilità che la Germania non sentiva e perché amplifica enormemente la portata dei debiti. Discorso violento di Brockdorff, pronunciato seduto davanti a tutta la conferenza, senza alzarsi in piedi, mentre Clemenceau aveva parlato in piedi, un discorso violentissimo, serie di note e contronote tra i vincitori e la Germania dal 13 maggio, 20 maggio, giugno, che si conclude con una nota durissima scritta da Lord Lothian, che praticamente dichiara che la Germania si deve rendere conto di essere perfettamente responsabile di aver causato la guerra e dopo la firma naturalmente dà luogo a una fortissima discussione che parte dalla Germania e dilaga in tutto il mondo e la discussione innanzitutto è sulla War Guilt Clause e quindi sulla Kriegsschuldfrage, cioè sulla questione della responsabilità della guerra, Questo dibattito parte, come ho detto, in Germania con la campagna dell'innocenza, La campagna dell'innocenza è una abilmente orchestrata campagna che il governo tedesco mette in piedi con una struttura all'interno del Ministero degli Affari Esteri, deputata proprio a occuparsi di questa campagna di stampa. Viene creata un'organizzazione, un'associazione di tutte le 2000 circa associazioni locali che si occupano del problema della Kriegsschuldfrage, cioè esclusivamente di questo, una serie di pubblicazioni di documenti d'archivio, il secondo libro bianco tedesco, il primo era del 1914, il secondo del 1919, la pubblicazione di Kautsky, che in realtà viene completamente rimaneggiata dal governo,
attraverso dei suoi rappresentanti, e poi la grande raccolta di grosse politiche dell'Europäische Kabinett. E quindi una grande campagna che serve per ribattere l'accusa di colpevolezza. Questo è un problema che è stato gigantesco. Abbiamo sentito l'intervento di Benville risponde non soltanto a Keynes, ma a tutta questa marea che sta salendo di protesta contro l'accusa nei confronti della Germania. Campagna che ha un notevolissimo successo, tant'è che negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia e in Italia vengono pubblicate da studiosi di questi paesi, studiosi, a volte giornalisti, a volte studiosi un po' di tendenze antigovernative, ma non sempre, una serie di studi, anche accademici, una serie di studi in cui viene ripercorso all'origine della guerra, arrivando alla conclusione che non è vero affatto che la Germania fosse stata lei volontariamente a causare la guerra, ma c'era stato un concorso di fattori, quindi una colpevolezza, diciamo, da distribuire, forse non del tutto equamente, ma insomma da distribuire fra tutti i paesi che avevano partecipato alla guerra. A volte con una forte critica contro il governo inglese, ma insomma comunque, diciamo, complessivamente una revisione del giudizio contenuto nel trattato che porta a una nuova ortodossia. La nuova ortodossia è: non è vero che la Germania è l'unica colpevole. In questo dibattito si inserisce, e anzi ha un ruolo importantissimo, Keynes. È stato ricordato più volte a vario titolo. Keynes interviene fin dall'inizio, e Keynes è membro della delegazione britannica, della sezione finanziaria, dei consulenti finanziari della delegazione britannica, e esce nel giugno alla firma del trattato, lascia il Ministero del Tesoro e la conferenza e pubblica 2 libri, il primo immediatamente nel dicembre del 19 e il secondo dopo che vengono quantificate le riparazioni. Il primo libro è quello ben noto di Economic Consequences of the Peace e il secondo è The Revision of Versailles. Questi 2 libri hanno avuto un'enorme fortuna e hanno creato la fortuna di Keynes, famoso per la General Theory, e per cui diventò immediatamente famosissimo e ebbe un fortissimo impatto, perché Keynes, oltre a dire che diciamo, le clausole sulle riparazioni violavano il contratto prearmistiziale, oltre a dire questo dice un'altra cosa che è stata ricordata, che è, penso, ovviamente vera, e cioè che il problema della conferenza della pace non era, e avevano sbagliato a pensare che fosse quello territoriale, il problema della pace sarebbe stato il problema economico, cioè della produzione delle risorse, la produzione industriale che avrebbe dovuto consentire all'Europa in aggregato di esportare abbastanza per poter importare il deficit di... Questo c'è scritto. Non è vero che da parte della conferenza si fosse ignorato questo aspetto, in particolare la Francia non lo ignora affatto, l'Usher non lo ignora affatto, però è vero che si è dato invece prevalenza a un altro punto di vista, e cioè quello di voler limitare la capacità produttiva della Germania. Questa impostazione di Keynes però ha un enorme successo, il libro viene tradotto in molte lingue, viene dato continuamente, e quindi crea qui veramente una nuova ortodossia, quella sul fatto, l'idea che le riparazioni, quindi non soltanto perché era sbagliato il principio della War Guilt Clause, ma perché le riparazioni avrebbero creato una dislocazione l'apparato produttivo, non soltanto le riparazioni, anche le altre clausole economiche, c'è tutta una sezione sulle clausole economiche che riguardano l'imposizione alla Germania della clausola della nazione più favorita unilaterale,
i trasferimenti delle miniere della Saar alla Francia, della Slesia, eccetera. Quindi la Germania si sarebbe trovata priva delle risorse di materie prime per far funzionare le acciaierie, e le risorse di materie prime non avrebbero avuto le acciaierie, e questo avrebbe comportato un aumento di costi e quindi reso non competitiva l'Europa nel suo complesso, e tutto questo avrebbe creato un problema sociale, e questo problema sociale, cioè di contrazione dei redditi reali, dei salari reali dei lavoratori, e questo problema sociale avrebbe portato alla rivoluzione. Naturalmente, siccome siamo nel momento in cui la rivoluzione bolscevica ha fatto, salvo un po' di problemi interni, però per ora ha trionfato in Russia e sta dilagando, è stato ricordato durante la conferenza, sta dilagando in Europa, questo campanello d'allarme possiamo ben immaginarci quanto campanello d'allarme. Come? A proposito, campanello d'allarme, sì. Il campanello d'allarme sta suonando. Timothy, Ci avviciniamo. Bene, allora, poi Keynes spiega meglio successivamente nel 29 il transfer problem, cioè il fatto che il trasferimento reale delle riparazioni avrebbe reso necessario una fortissima eccedenza delle esportazioni. Per ottenere questo la Germania avrebbe dovuto i reali, che avrebbe ingenerato questo problema sociale, e quindi spiega meglio questo famosissimo transfer problem, che è oggetto del dibattito fra Keynes, Olin e poi Rueff, il celebre economista francese. Ora, rispetto a tutto questo, vorrei accennare soltanto al dibattito paghe e sul transfer problem nel secondo dopoguerra, perché ridiventa di grande attualità dopo che la seconda guerra mondiale, 3 minuti? Dopo la seconda guerra mondiale, il problema qual è? Che dopo la seconda guerra mondiale nessuno osa mettere in dubbio che sia stata la Germania a voler causare la guerra. E da allora si pone il problema di spiegare che cosa è successo di diverso nella prima guerra mondiale. Quindi in Germania in particolare c'è tutta una letteratura che spiega la prima guerra mondiale sempre in chiave della revisione della campagna dell'innocenza, e cioè gli scopi di guerra della Germania erano molto meno efferati nella prima guerra mondiale che non nella seconda, perché soprattutto Gerhard Ritter ha cercato di spiegare tutto questo nei suoi 4 volumi sui militari e la politica nella Germania guglielmina. A questa impostazione revisionista, sempre, cioè di difesa dei veri obiettivi che la Germania aveva avuto nella prima guerra mondiale, interviene Fritz Fischer, è stato richiamato ieri, con questo libro dirompente, Griff nach der Weltmacht, cioè la Germania nella prima guerra mondiale aveva attuato un assalto al potere mondiale, che era in linea di continuità con tutta la politica bismarckiana, quindi con la mancata rivoluzione nazionale e la mancata democratizzazione della società tedesca, rimasta arcaica, basata sugli eccetera, eccetera, che sfociava nel September Program, cioè nel piano degli obiettivi di guerra enunciati da Bethmann Hollweg nel settembre del 1914. E su questo Fischer costruisce tutta la sua tesi, che poi arriva alla tesi della continuità della politica estera bismarckiana della Prima Guerra Mondiale, hitleriana. Quindi una bomba dal punto di vista dell'opinione pubblica tedesca, che scatena naturalmente la polemica con Gerhard Ritter e gli altri grandi storici dell'ortodossia tedesca, quindi Rothfels, Gruber, eccetera, e molto aspra questa battaglia, ma sulle prime, anche con intervento governativo, abbiamo cancellato Adenauer,
su richiesta di Ritter, Adenauer interviene per cercare di non far uscire la traduzione americana del libro di Fischer. Problema anche di tipo politico importante. A questo, il primo grande successo, Fischer diventa l'autore, siamo nel periodo del revisionismo storico, la politica estera americana. A questa revisione da parte di Fischer viene mano a mano però a spegnersi, e lo accenno solamente, a seguito di, da una parte di un fatto, anzitutto lo studio del professor Soutou che spiega il vero significato del September Program. Adesso non lo spiego perché non ho il tempo, però il vero significato del September Program non è affatto quello pensato, interpretato da Fischer, è un significato tutto economico che bisogna non far sapere all'attuale maggioranza di governo italiano, perché se ne impadroniscono chissà che cosa dicono, in quanto il programma era quello di realizzare un'unione doganale diretta dalla Germania in Europa centrale, comprendente anche la Francia e l'Italia. Sembra quello che dicono che si sia creato. Comunque, questo è il primo punto. Il secondo punto è che... mi scusa. Ha due relazioni. Okay. Allora, il secondo punto non lo dirò. Sarà una pubblicazione elettronica, se ho capito bene. Comunque il punto era che si scoprì poi che Fischer era stato nazista e quindi, insomma, questo un po' spiegava. Sì. Nazista, iscritto al Partito Nazionale Nazista. Oh, la ringrazio molto per il suo intervento. La ringraziamo molto ancora. C'era al Dipartimento di Stato a Berlino un dipartimento devotato alla Kriegsschuldfrage Referat. Adesso sentiamo il professore Dondolo, Università degli Studi di Napoli Federico II, dall'economia di guerra all'economia di pace, la tutela degli interessi industriali e l'organizzazione del lavoro. Spero di sentire parlare un po' Don Saldo, perché... Don Saldo? Sì. Ah, grazie. Prima parte. Finalmente, grazie, la prego. Allora, buongiorno. Nell'intraprendere la relazione in merito al tema che mi è stato affidato, vorrei riportare il giudizio che nell'autunno del 1914 Luigi Einaudi formulò sulla guerra appena iniziata. Secondo l'economista piemontese, la Grande Guerra rappresentava la lotta fra l'Inghilterra e la Germania per il primato economico sull'Europa. Allo stesso tempo era convinto che le classi produttive più colte, inglesi e tedesche, si trattava comunque di una minoranza, erano consapevoli di non ottenere nulla dalla distruzione delle economie rivali. Infine, Einaudi era persuaso, era convinto che la guerra avrebbe determinato la rottura dei meccanismi informali su cui si erano basate fino a quel momento le libere economie, provocando danni per tutti i paesi belligeranti. Ho preso spunto dalla citazione di Luigi Einaudi non solo per evidenziare la sua lungimiranza, la sua visione di ampio respiro, ma anche per documentare come fin dall'inizio delle vicende belliche apparve chiaro che si era entrati in una fase di profonde trasformazioni strutturali dell'economia europea. Fin da subito preciso che nella relazione sottopongo alla vostra attenzione, pur muovendomi nell'ottica di una costruzione generale, adotterò la prospettiva italiana, anche perché spesso le questioni appaiono strettamente correlate al più generale scenario europeo. Nel complesso, ciò che nel primo dopoguerra apparve preponderante fu il ruolo dello Stato nell'economia. E in effetti la tendenza accentratrice dello Stato, pur giustificata dal susseguirsi delle vicende belliche, fu ritenuta fra le più difficili da modificare quando, avviandosi a conclusione il conflitto, quindi già prima che il conflitto finisse, si iniziarono ad attuare strategie per ripristinare le lancette dell'orologio alla fase precedente il luglio del 1914. E in generale quella che era considerata la bardatura di guerra permase come un'eminente struttura statuale per l'intero arco di tempo in questa sede analizzato. In realtà, dalle ricerche condotte da Paolo Frascani,
si deduce che fu più una scelta delle classi dirigenti europee, che un'imposizione degli eventi. Frascani infatti annota che non si ritenne subito affrontare il problema del dopoguerra in Italia come in Europa in una prospettiva ampia, ma si cercò di risolverlo in una logica prettamente nazionale. Ne è prova nel caso italiano il fatto che il bilancio per i 2 anni considerati, 1919-1920, fu assorbito in larga parte da spese belliche per oltre il 33% appunto sull'intero bilancio complessivo. In realtà la complessa opera di smobilitazione si sarebbe potuta attuare mediante una strategia che invece sarebbe dovuta andare ben al di là dei singoli contesti nazionali. In questa prospettiva Luigi Luzzatti, come messo in evidenza nel saggio di Ballini sui trattati di pace pubblicato nel 2015 nel volume dell'Istituto Veneto, riteneva che solo la Società delle Nazioni avrebbe potuto indirizzare un graduale ritorno alle condizioni antecedenti alla guerra. Secondo Luzzatti, la Società delle Nazioni si sarebbe dovuta occupare dunque di dazi, monete, commercio, della distribuzione di materie prime, cercando di instaurare un clima di collaborazione a livello internazionale, senza il quale alla pace politica sarebbe mancato un pilastro fondamentale, la pace economica. Come è noto, prevalsero logiche opposte improntate al nazionalismo. Così, nel passaggio da un'economia di guerra a un'economia di pace, fu inevitabile che si inaugurasse una fase di contrattazione incerta e molto difficile da gestire, che avrebbe largamente coinvolto i protagonisti della produzione. I problemi infatti erano dirompenti e accomunavano tutti i paesi europei, nella generale consapevolezza che si sarebbero dovuti pagare costi particolarmente elevati. Come evidenzia Mariuccia Salvati, nel corso della guerra e soprattutto nel primo dopoguerra, gli industriali dei paesi europei scoprono di essere gruppi di interesse, costretti a trattative laboriose, spesso inventate con lo Stato e il sindacato, e seppur apparentemente chiuse in un contesto territoriale nazionale, risultano ormai parte integrante questi gruppi di interesse della crescente organizzazione internazionale delle lobby, dei gruppi di pressione. Da questa coscientizzazione di dover negoziare, in Italia si determinò il processo di rifondazione della Confederazione Generale degli Industriali, processo già avviatosi nell'ultima fase della guerra, spesso in maniera informale, e poi che giunse nell'aprile del 1919 con il trasferimento del centro direzionale da Torino a Roma e che diede vita finalmente a una fisionomia nazionale all'Associazione di rappresentanza degli imprenditori. In tal modo lo sforzo fu di realizzare la centralizzazione dei processi decisionali al fine di creare un unico fronte padronale capace di rappresentare in modo unitario i rilevanti interessi in gioco nella fase nevralgica del primo dopoguerra. Era una scelta che si collegava a quanto già realizzato in altri contesti europei. In particolare era in linea con le indicazioni della Commissione inglese per lo studio della politica commerciale e industriale del dopoguerra, che auspicava tra l'altro la formazione di associazioni industriali forti, ben organizzate, che si ponessero come stanza di compensazioni per informazioni di comune interesse e per procurare materie prime da impiegare nella produzione. Ma allo stesso tempo si collegava a un'esigenza di tutela collettiva dell'intero universo dei produttori. Fra il dicembre del 1918 e l'aprile del 1919 vi fu un grande fervore associazionistico in Italia, che determinò, oltre che la rifondazione della Confindustria, anche la nascita o la riorganizzazione della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, della Confederazione Generale degli Istituti Bancari Italiani e della Confederazione del Commercio Italiano. Si è dunque in presenza di un processo che Giuseppe Berta ha sintetizzato come la mobilitazione degli interessi. Tra le prime modalità attraverso cui si attuò un'azione di tutela o si cercò di attuare un'azione di tutela fu la pressante richiesta di varare politiche protezionistiche. Va rilevato che proprio in questo ambito fu difficile includere in un'unica piattaforma unitaria gli interessi, i molteplici interessi degli industriali. Se le industrie del ferro e dell'acciaio spinsero, appunto, veniamo qui ai fratelli Perrone, in questa direzione, altre invece che con la fine della guerra speravano di riprendere gli scambi commerciali,
tesero a smarcarsi da questa posizione. Va comunque rilevato che l'adozione di dazi fu una richiesta pressoché generalizzata dei più importanti industriali europei. In tal modo ci si pose in aperta antitesi con l'orientamento del presidente Wilson, che sul finire del 1917, al terzo dei 14 punti, aveva rilevato che il raggiungimento della pace si sarebbe potuto attuare solo attraverso una nuova politica internazionale, i cui basilari aspetti erano il totale abbandono dell'egoismo commerciale e delle tariffe multiple e diversificate. Ma si dimenticava anche che la guerra, paradossalmente, aveva spinto affinché si attuassero significative forme di cooperazione fra paesi alleati, come era accaduto per l'Italia nei confronti dell'intesa, permettendo di superare strozzature produttive che da lungo tempo attanagliavano i sistemi produttivi di molte nazioni belligeranti. Come rilevano Antonello Pedone e Franco Gallo nel saggio pubblicato in occasione dei 100 anni dell'Associazione fra le Società Italiane per Azioni, la questione di elevare i dazi doganali era attentamente seguita dagli industriali, già in vista della scadenza di buona parte dei trattati commerciali prevista nel 1917. Tuttavia Fabrizio Benintesi, in un saggio pubblicato sulla rivista di Storia Economica nel 1999, rivela che le pressioni sembrarono poter essere pienamente accolte nel giugno del 1919, con la nascita del governo Nitti. Infatti nel governo presieduto dallo statista lucano, Dante Ferraris si insediò al Ministero dell'Industria, di Castero al Ministero dell'Industria, per la prima volta separato da agricoltura e commercio. Ferraris, industriale, ex vicepresidente della Fiat e primo presidente della rifondata di Confindustria, avrebbe dovuto essere un ottimo tramite con le istanze del mondo produttivo. In realtà il progetto presentato dall'esecutivo non riscosse l'approvazione degli industriali. Pertanto le principali associazioni di categoria, e fra questi soprattutto gli industriali stessi, emisero un comunicato nel quale criticavano pesantemente l'operato del governo Nitti. La richiesta di una politica protezionistica rimase costante, ma le incerte condizioni politiche, l'urgenza dello scontro sociale e la difesa offerta ai produttori italiani dalla svalutazione della lira contribuirono a rinviare il tema relativo all'adozione di nuove tariffe doganali fino alla fine del 1920. Se dunque nell'intento di tutelare i propri interessi gli industriali spingevano per il varo di politiche protezionistiche, allo stesso tempo necessitavano di costante approvvigionamento di materie prime da acquistare sui mercati esteri. Il problema che sussisteva a livello internazionale e che la guerra aveva mostrato con nettezza era l'allocazione fortemente squilibrata delle materie prime. Gli industriali italiani, innanzitutto coloro che si erano di gran lunga rafforzati con la guerra, erano in chiara difficoltà. In generale essi sollecitavano il governo ad abolire tutte le restrizioni del periodo bellico sulle importazioni e a esigere la più stretta osservanza delle richieste italiane per l'indennizzo in materie prime dell'Austria e della Germania. La contraddizione dunque era palese. Se da un canto gli industriali chiedevano accesso sul mercato internazionale a prezzi moderati di materie prime, d'altro canto chiedevano protezione per i loro prodotti sul mercato nazionale. Ma un ulteriore aspetto dirompente che emerse fin dai primi mesi del dopoguerra fu la richiesta generalizzata di aumento dei salari. Anche in questo caso si è di fronte a una questione di ampio respiro che riguardava tutta l'Europa. In Gran Bretagna vi furono massicci scioperi dei lavoratori al fine di ottenere retribuzioni più elevate e la giornata lavorativa di 8 ore. Lo stesso accade negli Stati Uniti d'America, in Francia, in Germania e in Italia. Fin da subito però il livello di conflittualità nei singoli stati, nei singoli paesi, tese chiaramente a differenziarsi a causa del diverso andamento del caro viveri. In particolare in Italia a creare disagio fu la constatazione di dominio pubblico che gli operai erano retribuiti nettamente di meno e svolgevano un orario di lavoro più lungo rispetto ai lavoratori di altri paesi europei. D'altronde sono questi gli anni in cui il movimento operaio riprendeva una più spiccata fisionomia internazionale, dopo la brusca interruzione della guerra, e questo orientamento contrastava in modo chiaro, palese, con il capitalismo, in particolare con le scelte compiute dagli industriali, che invece tendevano a chiudersi o volevano chiudersi, con il sostegno dello Stato, entro i confini nazionali. In relazione ai salari, inoltre ad incidere negativamente era la questione dei caroviveri.
Anche in questo caso l'andamento era differenziato. Nell'intervallo di tempo fra l'ottobre del 1914 e l'ottobre del 1918 l'indice dei prezzi si era quasi quintuplicato per l'Italia. Seguiva la Francia con un indice dei prezzi triplicato, migliore era la situazione in Inghilterra e negli Stati Uniti, i cui prezzi erano raddoppiati. Divaricazione che tese ad accentuarsi con la fine della guerra. Se in una primissima fase si verificò una tendenza al ribasso, già con la fine del primo trimestre del 1919 si impose nuovamente un orientamento al rialzo dei prezzi. In particolare in Italia, nel primo trimestre del 1920, vi fu un vistoso balzo in avanti. Mai, cito, dall'inizio delle ostilità, si era verificato un così rapido ed enorme dislivello, fu il commento della rivista L'Economista. Altro tema che destò in Italia viva preoccupazione fu l'incremento della disoccupazione. Era pressoché scontato che la ristrutturazione produttiva avrebbe provocato costi occupazionali, anche per il largo impiego di manodopera femminile che con il ritorno dei soldati dal fronte si sarebbe trovato in una condizione di esubero per la richiesta insistente di questi ultimi di essere prontamente reinseriti nei circuiti produttivi. In effetti il congedo delle classi militari determinò crescenti effetti negativi. Non vi era compatibilità fra la smobilitazione dell'esercito e le condizioni dell'ambiente economico nel quale esso si compiva. Luigi De Rosa ha notato che, a differenza di altri alleati, l'Italia non fu in grado di attuare il sistema della smobilitazione individuale, secondo il criterio delle professioni, delle classi di età e tenendo conto delle richieste delle aziende industriali. Inoltre, nell'immediato dopoguerra, il blocco dell'emigrazione verificatosi durante il conflitto contribuì ad appesantire la situazione occupazionale. L'arresto dei flussi migratori infatti aveva bruscamente sovvertito la tendenza ad espatriare che proprio nel 1913 in Italia aveva raggiunto la ragguardevole quota di circa 1 milione di emigranti. Processo che, seppure riprese già a partire dal 1919, si attestò nel complesso su cifre decisamente inferiori a quelle precedenti alla guerra, a causa della scelta del governo statunitense, imitato da alcuni paesi dell'America Latina, di limitare l'immigrazione. A complicare lo scenario era la carenza di dati ufficiali. Al 31 ottobre 1919, all'inizio del funzionamento degli organi locali di collocamento, si calcolò con una certa approssimazione che la disoccupazione ammontasse a quasi 520.000 unità. Il dato che colpiva è che si trattava di una disoccupazione prettamente di matrice industriale, perché radicata soprattutto in Piemonte e Lombardia. In relazione alla forte conflittualità sociale, gli industriali cercarono di assumere posizioni collettive, favorite dal già citato processo di rifondazione della Confindustria. Come è stato ribadito in una recente ricerca di Eleonora Belloni, Gino Olivetti, segretario generale della Confederazione, spinse per un indirizzo conciliativo sulla base della convinzione che industriali e operai avevano mostrato durante i frangenti più duri della guerra, del conflitto, di essere le forze vive del Paese, trovando, sono parole di Olivetti, nel terreno della realtà pratica la loro armonia più facilmente, più utilmente e più durevolmente di quanto non si creda. Gli industriali si mossero nell'ottica di parziali concessioni, nell'attesa che il superamento della situazione nebulosa post-guerra potesse consentire una formulazione definitiva della propria linea strategica. Sulla base di questa disponibilità, anche sul fronte operaio, i primi mesi del 1919 sancirono importanti accordi, soprattutto in merito alle questioni dei minimi salariali e delle 8 ore, ma anche sulle questioni inerenti alle commissioni interne. I progressi delle relazioni furono tali che nei primi mesi del 1920 si arrivò a prefigurare una sorta di alleanza fra socialisti e industriali. Sembrò quindi potersi concretizzare il blocco dei produttori. In realtà una simile intesa era ben lungi dal poter sussistere, restava sullo sfondo quello che Mario Abrate ha definito lo spettro del potere operaio. Il banco di prova decisivo fu quando nell'autunno del 1920, nel mezzo di massicce manifestazioni di protesta e di occupazione delle fabbriche, Agnelli propose al Consiglio di amministrazione di trasformare la Fiat da società anonima a cooperativa, con il concorso degli operai e degli azionisti. La proposta
si riallacciava alle discussioni in corso in altri contesti dell'Europa. Si pensi a quanto in seguito a imponenti scioperi si ipotizzò in Inghilterra per una maggiore partecipazione nella direzione dell'impresa da parte degli operai, sino a giungere all'indomani della conferenza industriale inaugurata da Lloyd George alla costituzione di un Consiglio nazionale di operai e imprenditori, che rappresentò, a giudizio di Giuseppe Prato, una specie di Parlamento industriale permanente. E in effetti, ed è Valerio Castronova da notarlo, Giovanni Agnelli guardò sempre con un grande interesse all'esperienza inglese, soprattutto al basilare principio dell'autogoverno che aveva consentito al paese d'oltremanica di superare difficili crisi nel corso dei secoli. La proposta fu immediatamente rifiutata dai sindacati. A spiegarne in modo approfondito le ragioni fu Palmiro Togliatti in un articolo pubblicato sui lavoratori di Trieste. Egli osservò che una simile intesa avrebbe determinato la soppressione del conflitto all'interno della fabbrica, premiando gli azionisti che, affidando la direzione manageriale agli operai, continuavano a riservarsi il diritto di percepire un interesse fisso. Si sarebbe inoltre accentuata, sono parole di Togliatti, la condizione di schiavitù degli operai, con una forte gerarchizzazione all'interno della fabbrica. Ma anche all'interno degli industriali maturavano posizioni di rottura con i lavoratori. Si avvertiva che le istanze operaie erano sempre di più di natura politica e di chiara sovversione nei confronti dell'economia capitalista. Il progressivo incremento degli scioperi spinse Olivetti ad affermare che nessun industriale poteva ritenersi tutelato, difeso adeguatamente dallo Stato. Riflessioni che affiorarono con nettezza durante l'Assemblea dei Delegati nel maggio del 1920, in cui Olivetti fu chiamato a riferire sul tema deliberazioni relative alle proposte concernenti l'ordinamento della proprietà industriale. Ed è significativo che al centro della riflessione c'era proprio il tema della proprietà industriale. Olivetti riferiva che si era ormai in presenza di tendenze volte a modificare profondamente l'attuale regime della proprietà e di gestione delle aziende imprenditoriali. Nell'ottobre del 1920, sempre Olivetti, intervenendo all'Assemblea straordinaria della Lega Industriale, affermò che la classe imprenditoriale ormai rappresentava la difesa non solo degli interessi più direttamente presi di mira, ma, cito appunto parole direttamente di Olivetti, ma di tutto l'assetto sociale, di tutte le classi produttrici, dei supremi principi della proprietà e della libertà individuale, delle stesse leggi e guarentigie fondamentali dello Stato, combattendo contro violenze rese più audaci dall'inerzia dello Stato e contro imposizioni in ogni forma e con ogni mezzo esercitate in suo confronto dal governo. Secondo Melograni, le forme di controllo operaio e quindi di tentativo di governo attuate nell'autunno del 1920, che pure segnarono una sconfitta per il movimento sindacale, suscitarono sentimenti di grande paura, di grande angoscia fra gli industriali. Fu in questo frangente che gli industriali e Mussolini si avvicinarono sensibilmente. Certo, Mussolini da tempo vantava amicizie negli ambienti dell'industria, era cosa nota, come con Giovanni Agnelli, con i fratelli Perrone. Questi peraltro erano stati coloro che avevano finanziato fin dal 1914 il giornale di Mussolini, Il Popolo d'Italia. Ma la spinta decisiva vi fu negli ultimi mesi del 1920. Non si giunse comunque a una completa identificazione. Felice Guarneri, uno dei maggiori dirigenti della Confindustria, rilevò che la classe industriale italiana ebbe inizialmente verso il fascismo una posizione favorevole ma piena di riserve. Ulteriore prova furono le discussioni a livello di unità territoriale, qui mi richiamo in parte ai miei studi, come nel caso dell'Unione Regionale Industriale di Napoli, in cui le posizioni pro o contro Mussolini emersero con chiara nettezza nel corso delle riunioni. Nel complesso, comunque, gli industriali si mostrarono più disponibili a sposare le posizioni di Mussolini. Del resto contribuì a questa svolta anche lo stato di crisi che tese a manifestarsi sul finire del 1920, dapprima negli Stati Uniti e poi con evidenti ripercussioni in Europa. Quando la crisi, in modo tardivo, ma pure in maniera molto chiara, giunse in Italia, le prime regioni ad avvertire una chiara situazione di disagio furono ancora una volta il Piemonte e la Lombardia,
i veri polmoni industriali del Paese, determinando un ulteriore incremento della disoccupazione e del disordine sociale. Prese di posizione via via più dure affiorano con evidenza dagli archivi della Confederazione Generale dell'Industria. Nella primavera del 1920 si tenne a Milano una riunione d'urgenza dei presidenti delle federazioni nazionali e regionali afferenti alla Confindustria. Dal documento approvato al termine della riunione si chiese al governo di ricondurre nel Paese l'ordine, la disciplina e la libertà del lavoro, gravemente compromessa. Furono pressioni volte di lì a poco a tradursi in un'iniziativa chiaramente politica. Con l'approssimarsi delle scadenze elettorali, Gino Olivetti scrisse a Maurizio Capuano, vicepresidente della Confindustria e responsabile degli industriali meridionali, che la classe imprenditoriale non poteva più disinteressarsi delle sorti politiche del Paese, perché era impellente far sentire le sue legittime influenze nell'espressione della volontà nazionale. Così, tra la fine del 1920 e gli inizi del 1921, dalla Confindustria partirono esplicite direttive secondo cui le sezioni territoriali dell'associazione dovevano costituire nel più breve tempo possibile propri comitati elettorali, al fine di indirizzare le scelte degli industriali. Maturava ormai un'attività militante della politica fra gli industriali, che si sarebbe tradotta in un consistente sostegno finanziario al partito di Mussolini in occasione delle elezioni della primavera del 1921. Così, mentre tra novembre e dicembre del 1920 dapprima la Camera e poi il Senato approvavano il Trattato di Rapallo e c'era l'invito dalla parte dell'economista «torniamo al lavoro», si saldava l'alleanza fra industriali e fascisti. Riallacciandosi a quanto scritto da Antonio Gibelli, la guerra dunque diveniva un capitolo decisivo di una incompiuta modernizzazione forzata e autoritaria che dava un'impronta alla storia d'Italia e che doveva avere nel fascismo la sua espressione più conseguente. In definitiva, e chiudo, la tentazione di ricorrere allo Stato forte diviene, come osserva Giorgio Mori, il punto di approdo nel processo di riconversione industriale in Italia. Sbocco, come è noto, tutt'altro che isolato in Europa, se si pensa che 10 anni dopo un'analoga e ancora più dura conclusione si realizzò in Germania. Era dunque lontana la piena maturazione fra gli industriali italiani e poi anche in parte europei, ancora prigionieri di paure e di un'insita fragilità che li rendeva incapaci di concepirsi come classe economica e sociale, aspetti che impedivano di accettare il sistema democratico, pur nella veste, in Italia ormai dissolvente, della versione liberale, come basilare impianto nel modo di definire le relazioni sindacali con le associazioni dei lavoratori. Grazie. Grazie, la ringraziamo molto per questa relazione che fa, diciamo, il legame tra la guerra, il dopoguerra e l'avvento del fascismo in Italia. È molto interessante. Non ho sentito dire niente di Ansaldo. Ne parleremo. Adesso chiamo Sansa. Sarà il professore Salin, Istituto Veneto di Scienze e Arti e Università degli Studi di Verona, Emigrazione e Rimesse. Prego. Cari colleghi, vi è una terza componente che è opportuno affiancare alle due che compaiono nel titolo della mia relazione, e ciò per meglio intuirne legami e significato. Alludo alla popolazione, vista nella sua dinamica infrasecolare, che mi limiterò a considerare a partire dagli anni 70 dell'Ottocento, per spingermi allo scoppio della guerra mondiale. In quel quarantennio la popolazione italiana, per una serie combinata di fattori condensabili nel forte regresso del coefficiente di mortalità, registrò un incremento valutabile sulla decina di milioni di uomini. Il nostro Paese si ritrovò dunque entro confini
che escludevano ancora il Trentino e la Venezia Giulia, con 1/3 di popolazione in più. In passati lavori ho cercato di esaminare le ragioni che spingevano masse ingenti di uomini al trasferimento in regioni lontane. Si va dal peggioramento delle condizioni di vita nelle campagne natie al meccanismo dell'espulsione di forza lavoro per effetto dell'incipiente meccanizzazione dell'agricoltura, dal miglioramento dei mezzi di trasporto ferroviari e navali alle aspettative dischiuse dai nuovi continenti, sostenute queste da un imponente battage pubblicitario che avrebbe garantito facilitazioni nei trasporti e elargizioni di terre ai coloni in arrivo, e così di seguito. In tale contesto, causa non trascurabile della decisione di lasciare le contrade di origine, mi è parsa proprio la pressione demografica, che di fatto impediva alla esuberante forza di lavoro stanziata nelle campagne e in parte nei distretti industriali un conveniente assorbimento, tanto più che il nesso tra incremento demografico e massimo flusso migratorio, di cui dovremo ora occuparci, venne nella sostanza a coincidere nei decenni richiamati. Nel corso degli anni 70 dell'Ottocento, la corrente di espatrio più importante fu quella continentale ed è dominata dalla forza lavoro settentrionale che sfrutta le opportunità che si aprono nei cantieri franco-svizzeri e in quelli degli imperi centrali. L'emigrazione transoceanica comincia a scavalcare la prima nel corso degli anni '80. All'incontrario di quanto avverrà più avanti, vi contribuiranno, accanto alle prime avvisaglie dei partenti meridionali, ancora le genti del nord. Nel 1888, negli espatri si verificò in assoluto la punta più elevata del decennio, partiranno per il Brasile 83.000 veneti. Peraltro la via oceanica appare in seguito percorsa in maggior misura dai rurali del Mezzogiorno. Considerata l'emigrazione nella sua totalità, quella continentale e quella transoceanica, essa assume cifre imponenti nel corso del primo Novecento, quando viene a superare spesso il 500.000 all'anno. Nel quinquennio 1909-1913 i partenti registrati toccarono una media di 679.000 unità. Altri indici desunti dalle fonti indicano le proporzioni delle partenze ogni 100.000 abitanti presenti nel Regno. Per il Novecento esse furono sistematicamente al di sopra delle 1.000 unità, con punte sovrastanti alle 2.000 nel triennio 1905-1907 e nel biennio 1912-13. I risultati di tali afflussi interessarono in primo luogo gli Stati Uniti, dove per effetto di questi la consistenza delle Little Italy andò irrobustendosi nel corso del Novecento. Tale consistenza venne valutata in 3.600.000 anime nel 1901 e pare si avvicinasse ai 5 milioni alla vigilia del conflitto. A quella data, invero, gli italiani appaiono diffusi in tutti i continenti, ma l'aspetto più significativo, quello che si riferisce agli approdi verso le Americhe in cui oramai primeggiano, è quello che si riferisce all'afflusso verso le Americhe in cui oramai primeggiano gli Stati Uniti. Ed è appunto da questa nazione che giungeranno le rimesse più generose, a riprova di un legame che congiunge il dato demografico con le componenti del binomio richiamato nel titolo della mia relazione. È
È pleonastica da parte mia l'asserzione che ad occuparsi delle rimesse, somme risparmiate dagli emigranti, è noto, ovvero per essere inoltrati in Italia, siano stati numerosi autori, a cominciare da economisti come Celestino Arena, Vincenzo Porri, Gino Borgatta, Costantino Bresciani Turroni, i quali, pur scrivendo in un periodo declinante di tali trasferimenti, il decennio 1923-33, hanno cercato di evidenziarne l'importanza per i destini, come allora si diceva, dell'economia nazionale. Solo più tardi le rimesse, associate al fenomeno migratorio, sono entrate nella sfera di attenzione degli storici e delle loro problematiche più generali, come si evince dai lavori di Balletta, Mittone, De Rosa, De Clementi, Moreno, Massullo e vari altri. Non mi è stato possibile aprire qualche squarcio quantitativo sulle rimesse più lontane nel tempo, quando peraltro l'esodo in Francia, negli imperi centrali e in America aveva raggiunto, stante alle ricostruzioni di Leone Carpi, le 90.000 unità all'anno e di conseguenza quando il flusso delle rimesse avrebbe dovuto essere ingente. Per ottenere un quadro meno sfocato del fenomeno è opportuno rifarsi alla legge del febbraio 1901 e al regolamento dell'anno successivo con cui il Banco di Napoli, su iniziativa dell'allora ministro del Tesoro Luzzatti, venne a disciplinarne la materia attraverso l'utilizzo dei vaglia del banco, con lo scopo di far giungere senza stipendi e rischi eccessivi, come si legge, le somme risparmiate dagli emigranti alle loro famiglie. Uno degli esponenti della storia economica meridionale, Luigi De Rosa, lo abbiamo sentito ancora, ha recato un contributo alla conoscenza di tali vicende con il volume Emigranti, Capitali e Banche, ritornando più volte sulla questione nella trilogia successiva che completa la storia del banco. Nella prima, tra le monografie richiamate, egli ha utilizzato il vasto epistolario di Nicola Miraglia, il direttore del banco voluto dal Luzzatti. Occorre dire che Miraglia fece ogni sforzo per convincere i connazionali negli Stati Uniti e altrove a servirsi del banco. Quella di Miraglia fu una lotta lunga in cui egli fu aspramente contrastato dai boss locali, dalla rete dei banchieri privati e perfino dall'avvocato vicario, che peraltro auspicava che il banco aprisse una succursale a Nuova York, dove agli inizi del Novecento pare vi fossero 150.000 italiani. Del resto, poiché l'emigrazione in Nord America aveva raggiunto quote elevate, lo stesso commissario generale dell'emigrazione aveva inviato i suoi fiduciari. Il più noto fu Egisto Rossi, per studiare in loco e riferire sulle condizioni in cui si trovavano i nostri emigranti. Miraglia non risparmiò le sue attenzioni ai paesi dell'America Latina. Un esempio eclatante ne è il manifesto siglato, uno dei tanti, siglato dal corrispondente Banco de Italia y Rio de la Plata, in cui assicura che i vaglia del Banco di Napoli sono garantiti dal banco stesso e quindi per nessuna ragione gli interessati perderanno il loro denaro. Dall'epistolario con Luigi Bodio si apprende come i lavoratori italiani negli Stati Uniti non solo fossero penalizzati per le loro operazioni con lo sfavorevole cambio del dollaro in lire attuato dai banchieri locali, ma anche eguali falcidie subivano al loro ingresso in America, quando, avendo bisogno di valuta americana per le prime spese per il vitto e l'alloggio, dovevano sottostare a una sorta di forche caudine ad Ellis Island.
Uno dei primi corrispondenti del banco era la casa Cesare Conti, la cui sede a New York stava nello stesso stabile in cui operavano sia il consolato italiano sia la nostra Camera di Commercio. Ebbene, dallo scambio epistolare del Miraglia con il Conti si apprende che nel biennio 1902-1903 il banco aveva rimesso in Italia vaglia per valore di lire 32 milioni e 800 mila. I rotti lasciamo perderle. Miraglia fece ogni sforzo anche per comprimere le spese dei trasferimenti. Nel 1904 si apprende, con una trasmissione di lire 28 milioni e 300 mila di risparmi eseguita, l'utile del banco fu appena di lire 1156. Una parte di questo era destinata al commissariato dell'emigrazione. Ancora una notizia può interessare. Nel 1905 le rimesse totali degli emigranti superarono i 300 milioni di lire. Di questa cifra però solo un decimo passava attraverso il banco. Si chiede De Rosa, chi ha provveduto a trasmettere gli altri 9 decimi? Per rispondere a questa domanda è praticamente impossibile, e non tanto perché i valori messi a disposizione da fonti diversi non collimano, quanto per il fatto che l'emigrante, sia proveniente dalle nazioni europee, sia quello che rientrava dalle Americhe, conduceva con sé una parte ragguardevole dei risparmi accumulati. Ad ogni modo, i canali attraverso i quali avvennero i trasferimenti, quelli definiti poste visibili da Gino Massullo in un saggio dal titolo Economia delle rimesse, furono nell'ordine i vaglia postali internazionali pagati a mezzo degli omonimi uffici nel Regno, i depositi delle casse di risparmio postali e le rimesse effettuate a mezzo del Banco di Napoli. La prima tra le poste richiamate, i vaglia postali internazionali, mantenne il suo primato, tanto da chiudere l'ultimo anno di pace con una cifra vicina ai 300 milioni. A crescere maggiormente nel corso del primo dodicennio dall'istituzione della legge a tutela dell'emigrazione furono proprio le rimesse effettuate con i vaglia del banco, i cui importi arrivarono a 85 milioni e quasi 600 mila lire. Considerando il fenomeno nel suo insieme, gli scatti maggiori si verificarono nei 2 quadrienni a partire dal 1906, in cui le rimesse passarono da una media annuale di 304 milioni e mezzo a quella di 404 milioni e 800 mila, 1910-13. Tali valori sono anche confortati dalle seriazioni contenute nel fondo Luzzatti, in cui per il periodo 1907-1919, le quali evidenziano appunto una robusta crescita delle rimesse effettuate a mezzo dei vaglia del banco. In secondo luogo, qualora si utilizzano le statistiche a suo tempo elaborate dal Commissariato Generale dell'Emigrazione, l'importo dei vaglia postali internazionali classificati secondo i paesi da cui provenivano, si osserva l'assoluta prevalenza delle somme inviate in Italia dai nostri emigranti stanziati nel Nord America. Le quali somme nel 1913 toccarono lire 176 milioni e 645 mila. Seguendo una costante che in questo primo Novecento non registra alcuna smentita, a distanza pressoché incolmabile nei confronti con il Nord America, figurano, sempre per gli accennati trasferimenti di valuta,
4 altre nazioni: Francia, Germania, Svizzera e Austria-Ungheria. Come si intuisce, si tratta di aree dove la nostra emigrazione aveva messo salde radici. Occorre ora precisare come il conflitto mondiale abbia sconvolto sia le correnti migratorie sia gli invii internazionali di moneta. Negli imperi centrali la manodopera figura espulsa quasi del tutto, con la conseguente caduta delle tradizionali rimesse. Quanto alle nazioni d'oltreoceano, Stati Uniti, Brasile, Argentina, e si registrano tutte vistose cadute. Tra il 1914 e il 1917 le carte d'archivio dell'archivio Luzzati che mi sono capitate tra le mani pongono in evidenza anche per gli Stati Uniti un regresso sia nel numero dei vaglia come nel valore delle somme trasmesse, ridottesi queste ad 1/3 rispetto alle realtà di qualche anno avanti. Nel primo dopoguerra è anzitutto da registrare per il quinquennio 1919-23 un andamento non uniforme dell'emigrazione dopo il regresso durante gli anni del conflitto. I 253.000 erotti italiani partiti nel 1919 per varie destinazioni furono seguiti dagli oltre 614.000 dell'anno successivo. Di questi una larga percentuale era stata indotta a imbarcarsi per il Nord America, dove peraltro i problemi della smobilitazione dell'apparato militare si rivelavano di una pesantezza quasi uguale a quella dei paesi europei. In ambito politico-parlamentare e sulla stampa si era cominciato a discutere sulle limitazioni che per noi italiani sfoceranno nel quota ACTA, calcolato però per gli anni in cui la emigrazione italiana non era esaltante. In pratica si venne ad ammettere una percentuale di ingressi risibile rispetto al recente passato. Scrive a tale riguardo Francesco Balletta: l'epoca del liberismo economico era tramontata e con essa la libera circolazione della manodopera tra gli Stati. Tra il 1919 e il 1924 i maggiori paesi di immigrazione chiusero le frontiere ai lavoratori italiani. In Canada fu vietata l'immigrazione degli analfabeti e gli ammessi dovevano possedere almeno $50. Negli Stati Uniti fu consentita l'immigrazione di parenti di immigrati già residenti nella Federazione. Eguali restrizioni emergono nella maggioranza degli Stati europei di maggiori estensioni, ad eccezione della Francia, la quale, avendo perduto nell'immane conflitto 2 milioni di uomini e avendo subito gravi distruzioni nei dipartimenti invasi, aveva stringente bisogno anche dei nostri lavoratori. Ad ogni modo, non è senza significato che tale nazione sia passata decisamente alla testa nella graduatoria dei paesi dai quali provenivano le rimesse dei nostri emigranti. Nel triennio 1921-23 esse ammontarono sempre nella specie dei vaglia postali internazionali con derivazione appunto dalla Francia ad una media annua superiore ai 120 milioni di lire. In una più generale valutazione d'assieme riguardo alla posizione dell'Italia, il flusso delle rimesse complessive sembra essere cresciuto, tanto da sfiorare i 3 miliardi nel 1919 e addirittura i 5 nel 1920, per poi decrescere sui 2 miliardi in conseguenza, sostiene il Massullo, della crisi del 21.
Si è detto che apprezzati economisti, impressionati dalla complessità e dalla varietà delle rimesse, hanno cercato di valutarne la reale portata. Tra questi il friulano Bonaldo Stringer, il quale ha supposto che esse per l'anteguerra pesassero per 500 miliardi di lire, cifra che con ogni probabilità arriverà a sfiorare gli 800 milioni alla vigilia del conflitto. Per il dopoguerra il citato Celestino Arena, docente universitario in vari atenei, calcolava la resa delle rimesse attorno ai 3 miliardi. Il suo collega Pasquale Iannaccone, napoletano, autore della bilancia del dare e dell'avere internazionale, fu il più ottimista. I risparmi degli italiani all'estero sarebbero arrivati nel 1922 a 3 miliardi e mezzo. Sulla questione del dare e dell'avere internazionale, poi, sintetiche pagine ci ha lasciato il veronese Costantino Bresciani Turroni, che ha colto il ruolo benefico svolto dalle rimesse nel corso del primo Novecento, quando esse ebbero a contribuire in maniera decisiva a sanare il deficit commerciale dell'Italia, allora in fase di prima industrializzazione e perciò bisognevole di importare materie prime, minerali e carbone e tante altre cose. Secondo Bresciani Turroni, il ruolo delle partite invisibili declinò con lo scoppio del primo conflitto e nel seguente dopoguerra. In effetti, per rimettere in sesto la nostra bilancia commerciale, le rimesse purtroppo non bastarono più e il ricorso massiccio ai prestiti esteri, l'abbiamo appena sentito, rimase inevitabile. Ragioni di tempo nello scrivere la relazione, vero? Mi hanno impedito infine di trattare aspetti particolari delle migrazioni in Francia e dei piani di colonizzazione connessi al tentativo portato avanti sempre nel primo dopoguerra dal commissario generale dell'emigrazione Giuseppe De Michelis, con i quali piani si intendeva dare una sterzata alla nostra emigrazione mediante la creazione di un ente per la colonizzazione che avrebbe disciplinato, secondo nuovi modelli, il flusso per l'estero della nostra forza lavoro. Su tali aspetti e soprattutto sulla penetrazione dei coloni emigranti nelle campagne francesi c'è un'interessante documentazione tra le carte dell'archivio Luzzatti che va di certo utilizzata e lo farò in sede di chiusura. Vi ringrazio, ho finito.